È il giorno dei capolavori alla mostra di Rodin a Treviso. Il Bacio e il Pensatore, due delle più celebri opere dello scultore francese, sono state collocate nella sala Ipogea Barbisan nel Museo di Santa Caterina, in attesa di essere ammirate dai visitatori. Estratto dalla cassa protettiva prima di essere posizionato sotto la sua teca, il Bacio è stato sottoposto ad un accuratissimo esame da parte dei responsabili del Museo Rodin giunti da Parigi e di una restauratrice per verificare che non avesse riportato conseguenze nel viaggio verso la Marca. Le 72 opere di Rodin, tra sculture e disegni, sono arrivati dalla capitale francese. La prima parte del percorso è stata compiuta su 2 tir con rimorchi, poi da Milano a Treviso su 4 camion più piccoli, più adatti a circolare per il centro storico della città. Il grande gesto del Pensatore è stato trasportato smontato e poi riassemblato con cura direttamente sul suo piedistallo. Le varie parti si incastrano l'una sull'altra per essere poi bloccate con dei perni. A Santa Caterina è ormai scattato lo sprint finale verso l'inaugurazione della grande rassegna in programma venerdì sera. Aperta al pubblico dal giorno successivo, la mostra Rodin, un grande scultore al tempo di Monet, resterà visitabile fino al 3 giugno. L'allestimento è abbastanza avanti perché credo che per domani sera, dunque martedì sera, dovremo avere collocato tutto e domani fra l'altro arriverà anche l'ultima cosa che manca, che è il quadro di Monet, e quindi forse quello lo metteremo in realtà mercoledì mattina, ma per domani sera il 99% della mostra è montata. Poi inizieremo domani un lungo lavoro e molto importante per quanto riguarda il puntamento delle luci, perché nella scultura questo è assolutamente fondamentale e quindi le sale devono essere veramente punteggiate da queste specie di nuvole luminose dentro alle quali viaggiano queste sculture splendide. Per il critico d'arte trevigiano, questi sono giorni di intenso impegno, ma anche di forti emozioni. La sua opera di Rodin prediletta? Ma per chi ha seguito anche le mie lezioni di preparazione lo sa già, ed è una scultura che ancora non c'è, che è in questa sala e la metteremo oggi pomeriggio, che starà in quella vetrina lì accanto al Pensatore, e si chiama Il Pensiero. È una scultura non grande con il viso di Camille Claudel, l'amica, amante, collaboratrice di Rodin, ed è un'immagine straordinaria di cosa sia l'amore, ma poi anche il dolore relativo all'amore, la distanza, la rottura, insomma qualcosa veramente che ha a che fare in modo fortissimo con la vita e dentro una bellezza incantata, davvero, un'immagine bellissima e credo che verrà amata molto da tutto il pubblico. Il sindaco Giovanni Manildo, che a sua volta sta seguendo da vicino i lavori di preparazione, si dice convinto dell'apprezzamento del pubblico. Sicuramente la cultura è un volano economico fortissimo, penso che ci saranno molte persone che verranno a vedere non soltanto Rodin ma anche Martini e Rossi al Bailo, quindi un sistema cultura che fa crescere non soltanto le comunità ma fa anche crescere lo sviluppo economico e l'indotto. Non stiamo qui a quantificare, ma penso che sarà sicuramente un'iniziativa molto importante per l'economia dei nostri territori. L'attesa è di certo già elevata, tutti esauriti in poche ore i posti nell'auditorium di Santa Caterina per la presentazione spettacolo di sabato pomeriggio tenuta dallo stesso Marco Goldin con l'accompagnamento al pianoforte di Remo Anzovino.